dai carabinieri l'autista dell'autocisterna che a Portogruaro lunedì ha travolto e ucciso l'81enne di Teglio Veneto in bici, lasciando l'anziana esanime sulla strada. L'uomo, un 50enne, accusato di omicidio stradale. È ricoverato in gravi condizioni il reparto di pediatria di Padova, un bambino di 9 anni investito da un'auto mentre era in vacanza a Bibione, l'incidente in un residence. Inchiesta corruzione, Renato Boraso pronto a incontrare i PM. Secondo il suo legale l'ex assessore sarebbe pronto a rispondere punto su punto alle accuse. Giallo di Alex Marangoni, in corso i prelievi del capello sui partecipanti al rito sciamanico. Intanto una lettera anonima è arrivata all'avvocato della famiglia. Ci sono elementi interessanti, ma chi vuole aiutare deve farsi avanti, dice il legale. Ombrelloni chiusi, 2 ore per protesta sulle spiagge di Sottomarina e Rosolina. Con l'entrata in vigore della riforma sulle concessioni demaniali si riconoscano gli indennizi ai vecchi operatori, dicono. Chiuso dalla questura per 30 giorni un locale di dolo frequentato da pregiudicati dove sono verificati diversi episodi di violenza. Vertice in prefettura per l'esodo di Ferragosto, più polizia e personale sanitario in campo. La protezione civile metterà a disposizione squadre di volontari. La concessionaria conferma un piano per la distribuzione dell'acqua. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Venezia dunque si apre con la cronaca. Si è chiuso il cerchio che si era aperto con la tragedia di Portogruaro, la morte di Natalia Cristante, l'81enne originaria del Friuli di Cordovado ma residente a Teglio Veneto, che era stata travolta e uccisa a Portogruaro lunedì. Ebbene, era caccia al pirata della strada che è stato individuato dai carabinieri. È durata 5 giorni la caccia al camionista che ha travolto e ucciso Natalia Cristante in sella alla sua bicicletta. È un 50enne italiano autista di un'autocisterna. I carabinieri sono riusciti a risalire al mezzo grazie agli elementi rivenuti sul luogo dell'incidente e alle telecamere della zona. L'autocisterna è stata identificata in un orario compatibile con quello dell'investimento e presentava tracce con ogni probabilità di sangue umano. Tracce che verranno esaminate anche dal RIS dei carabinieri per verificare se il DNA è proprio quello dell'81enne friulana residente a Teglio Veneto. L'autista del mezzo pesante sarà presto iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale e omissione di soccorso. Alle prime domande dei carabinieri ha riferito che non si sarebbe accorto di nessun impatto mentre percorreva la provinciale 93 in via Udine, in località Portovecchio, direzione Portogruaro, una strada molto trafficata. Ad avvistare il corpo della donna riverso a terra a bordo strada ormai privo di vita, mentre le auto sfrecciavano a tutta velocità all'altezza dello svincolo per la ferrata, un automobilista in transito che ha subito chiamato i soccorsi. La notizia in poche ore è arrivata in paese a Teglio Veneto. Speriamo che questa persona paghi per quello che è successo, perché noi siamo vicini a tutta quanta la famiglia che è molto dolorata per quello che è successo, un fatto molto particolare, molto grave anche per una piccola comunità come la nostra, dove questi casi rimbombano molto perché fanno molto scalpore. Una persona che era molto ben voluta dal paese, molto conosciuta, e quindi chi ha fatto questo atto speriamo paghi per quello che ha fatto. La vittima, originaria di Cordovado, era molto conosciuta anche per un passato come volontaria in aiuto dei bisognosi e poi a Cordovado, dove vive tuttora la sorella. Le indagini, coordinate dalla Procura di Pordenone, proseguono con l'autopsia disposta sulla vittima, affidata al medico legale Antonello Cirnelli. E c'è un bambino di appena 9 anni che si trova ricoverato in gravi condizioni al reparto di pediatria di Padova. È stato investito da un'auto mentre era in vacanza a Bibione. L'incidente, che sarebbe avvenuto in un residence, è in fase di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine. Il bambino, arrivato assieme alla famiglia, originario della Lombardia, è stato immediatamente soccorso anche dal conducente dell'auto. Quindi l'intervento dei sanitari e il ricovero d'urgenza al reparto di pediatria di Padova. E adesso l'inchiesta Palude, l'inchiesta sulla corruzione a Venezia. C'è un Renato Boraso pronto a incontrare i magistrati che si occupano delle inchieste, i PM. Secondo il suo legale sono state raccolte e studiate tutte le carte. L'ex assessore è pronto a rispondere punto su punto alle accuse.
Renato Boraso è pronto a parlare con i magistrati e a rispondere punto su punto a tutte le accuse. Detenuto nel carcere Due Palazzi di Padova dallo scoppio dell'inchiesta che ha travolto l'amministrazione comunale veneziana all'alba del 16 luglio, l'ex assessore alla mobilità si è detto disponibile attraverso il suo legale ad incontrare i pubblici ministeri Roberto Terzo e Federica Baccaglini, titolari dell'inchiesta sulla presunta corruzione in Laguna. Secondo l'avvocato Umberto Pauro che lo assiste, Boraso potrebbe essere sentito non prima della prossima settimana. Intanto, ha detto, siamo pronti a presentare l'istanza per l'audizione. Già durante l'interrogatorio di convalida dell'arresto con l'accusa di corruzione il 19 luglio, Boraso si era avvalso della facoltà di non rispondere, giustificando il proprio silenzio con l'impossibilità di leggere tutte le carte dell'inchiesta in tempi così brevi. Ora l'avvocato Pauro ha chiarito come queste settimane siano serviti a raccogliere e studiare tutte le carte e il suo assistito sia pronto a rispondere ad ogni accusa. Intanto la Procura della Repubblica ha acquisito gli atti del Consiglio Comunale straordinario del 2 agosto a Mestre, nel quale il sindaco Luigi Brugnaro aveva esposto la propria versione sui fatti relativi all'indagine che lo vede coinvolto, fornendo anche alcune indicazioni sull'incontro con l'imprenditore singaporese King Kiat Kwong per la vicenda dei pili. Il giallo di Alex Marangoni, il giovane di Marcon morto a Vidor, in corso in queste ore i prelievi del capello per il test appunto del capello sui partecipanti al rito sciamanico. Intanto una lettera anonima è arrivata all'avvocato della famiglia, ci sono elementi interessanti, dice il legale, ma chi vuole davvero aiutare deve farsi avanti. Elementi interessanti, quelli contenuti nella lettera anonima scritta a computer e arrivata direttamente nella cassetta postale dello studio dell'avvocato Stefano Tigani, legale della famiglia di Alex Marangon. La missiva è stata già depositata in procura per essere vagliata dagli inquirenti. L'appello è quello di farsi avanti se qualcuno ha delle notizie fondate da rivelare, e l'unico modo è quello di farsi avanti e non di mandare lettere anonime perché non sono utilizzabili e non fanno altro che alimentare ansie e l'agonia di questa storia. Del resto, se quello che viene riferito corrisponde al vero, chi dovesse fare queste dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria non ha nulla da temere. Elementi che, se risultassero veri, potrebbero dare delle risposte ad una morte ancora avvolta nel mistero. Alex Marangon, 25 anni, è stato trovato senza vita nelle acque del Piave a Ciano del Montello dopo aver partecipato ad un rito sciamanico nell'abbazia di Vidor. Non solo, ma sono in corso anche i prelievi del capello sulle persone che hanno partecipato quella sera all'evento, richiesta che era stata avanzata proprio dai legali della famiglia della vittima e che la procura aveva disposto. Ed ancora dovrebbero essere iniziati anche i tossicologici su Alex, accertamenti che dovranno stabilire cosa il 25enne di partecipanti avessero assunto quella notte quando il giovane è scomparso. Rimane aperto il fascicolo per omicidio volontario, reato che potrebbe essere modificato qualora emergessero delle novità. Indagini da parte dei carabinieri che non si sono mai fermate, più volte sono stati sentiti i partecipanti all'evento e gli organizzatori della serata. I curanderi, partiti da Vidor la mattina seguente, prima di sapere cosa fosse accaduto al giovane, parlano solo attraverso il loro legale. A questo puzzle mancano ancora dei tasselli e se qualcuno davvero ha visto o saputo qualcosa non scriva lettere anonime, termina Stefano Tigani, perché non servono a nulla, ma se vuole aiutare le indagini si faccia avanti. La piaga dei furti che non risparmia ovviamente nemmeno le zone del veneziano, Campalto in questo caso, dove i ladri non sfuggono all'occhio vigile delle telecamere di sorveglianza, una zona che è diventata un bersaglio per i ladri di appartamento con un aumento significativo di furti, tentativo di furto soprattutto in questo periodo ovviamente estivo con tanta gente in vacanza. Topi di appartamento immortalati dalle telecamere mentre sono a caccia di case vuote nelle caldi notti estive, quando molte persone sono in ferie. A Campalto i furti e i tentativi di furto sono in aumento. Nei giorni scorsi sono stati segnalati diversi episodi. L'ultimo risale a ieri sera, quando dei ladri acrobati hanno cercato di entrare in un complesso residenziale in via dei Mirtilli per rubare ciò che trovavano. In questo caso sono stati messi in fuga dal sistema
sistema di allarme installato proprio a causa dei numerosi furti avvenuti in passato. Altri proprietari nelle vicinanze non sono stati altrettanto fortunati. Le modalità dei furti sono sempre le stesse e i residenti della zona non vivono in tranquillità. Già a novembre noi abbiamo subito un tentativo di furto. Adesso so che da mesi continuamente e settimanalmente entrano in molti appartamenti. Ne hanno fatto anche uno dietro qui un paio di giorni fa e comunque anche ieri sera ho sentito che ce ne sono tanti. Nei gruppi Facebook i residenti si avvisano e si mettono in guardia l'un l'altro. La paura di incontrare dei ladri è grande. Può succedere di trovarli mentre si rientra a casa dal lavoro, durante il riposo notturno o quando ci si allontana per fare la spesa. Io vivo costantemente nel terrore, quindi infatti quando arrivo a casa la sera, pur avendo allarme, io chiudo subito gli scuri, vivo al buio praticamente perché ho paura. Cosa chiedete? Protezione, sapendo che queste sono delle zone battute, di tenere magari una pattuglia un po' più a disposizione, magari qua in zona. Ladri incappucciati si intrufolano a tutte le ore, ma tendono a fuggire di fronte a sistemi di allarme efficaci e infissi rinforzati. L'amministrazione, consapevole degli episodi, sta valutando il potenziamento del sistema di videosorveglianza per monitorare a distanza e intervenire tempestivamente. Siamo a conoscenza dei fatti gravissimi che sono accaduti ieri nel nostro territorio. Con l'assessore Elisabetta Pesce e con le forze dell'ordine continuiamo a tenere monitorata la situazione, ma siamo fortemente convinti che per arginare il fenomeno della criminalità una delle azioni più importanti da portare avanti sia quella di implementare il sistema della videosorveglianza, come abbiamo fatto negli anni precedenti con l'inserimento di 14 nuove videocamere nel territorio e come faremo anche in futuro grazie ai fondi stanziati al Ministero dell'Interno che ci permetterà di installarne un'altra decina. E intanto sul fronte criminalità è stato chiuso dalla questura per 30 giorni un locale di dolo frequentato da pregiudicati dove si sono verificati episodi di violenza. In passato il locale era già stato chiuso 2 volte per 15 giorni. 30 giorni di sospensione della licenza, pugno duro della questura di Venezia contro un locale di dolo che, secondo i controlli dei carabinieri, era diventato luogo di abituale frequentazione di pregiudicati e in diverse occasioni teatro di violente risse ed aggressioni, determinando una situazione di grave allarme sociale. Lo stesso locale, con la stessa gestione, era già stato segnalato per episodi di violenza accaduti al suo interno, nelle immediate vicinanze, culminati con 2 provvedimenti di chiusura per 15 giorni nel 2018 e nel 2022. Il nuovo intervento della questura ha anche tenuto conto della condotta del titolare, che invece di allertare le forze dell'ordine continuava a tollerare determinati comportamenti nel suo locale. Sospensione della licenza per 7 giorni anche per un bar di Spinea. Anche in questo caso il provvedimento è arrivato dopo che i controlli dei carabinieri avevano appurato come il locale fosse divenuto luogo di abituale frequentazione di pregiudicati e in diverse occasioni teatro di risse ed aggressioni. Un provvidenziale intervento dei carabinieri di Chioggia che hanno salvato dall'annegamento un 59enne la cui scomparsa era stata appena denunciata dai familiari. L'uomo rintracciato grazie al segnale del telefonino. Prima sono riusciti a localizzare l'area dove si trovava il suo telefono cellulare, poi hanno individuato una sagoma in acqua a circa 100 metri dalla riva che agitava le braccia e infine si abbandonava immergendosi completamente. Quando i carabinieri di Chioggia lo hanno riportato a riva, il 59enne che ha rischiato l'annegamento in un disperato tentativo di suicidio era semicosciente. Le sue ricerche erano iniziate dopo l'allarme lanciato al 112 dai familiari che ne avevano segnalato l'allontanamento e di propositi suicidi. Dalla circoscrizione della zona, grazie al tracciamento del cellulare e alla perlustrazione nei pressi della diga dove si presumeva potesse trovarsi, fino all'avvistamento in mare, l'azione dei carabinieri è stata rapidissima. I militari si sono gettati in acqua raggiungendo a nuoto il malcapitato, soccorrendolo in un tratto dove la profondità era di oltre 2 metri. Stabilizzato dal personale del 118, il 59enne è stato successivamente trasportato all'ospedale di Dolo, dove è stato ricoverato non in pericolo di vita. Un vertice importante questa mattina in prefettura, gli occhi sono puntati sulla giornata di domani e nei prossimi giorni. Parliamo del grande esodo di Ferragosto. Allora un vertice questa mattina in prefettura per predisporre un ulteriore rafforzamento delle misure di sicurezza in vista del ponte di Ferragosto che farà registrare
un aumento esponenziale del traffico, in particolar modo nelle arterie di collegamento con le località balneari. Oltre all'aumento di pattuglie della polizia stradale, delle forze di polizia e delle polizie locali, sul fronte dell'assistenza degli automobilisti, nel caso di lunghe code, le società concessionarie hanno confermato un piano già attivato per la distribuzione dell'acqua. La Protezione Civile regionale metterà a disposizione squadre di volontari su richiesta della Prefettura. Attenzione anche agli aspetti legati al soccorso sanitario con presidi appositi per favorire la tempestività degli interventi. Ovviamente le indicazioni principali resta quello della massima sicurezza alla guida e attenzione alla guida per tutti coloro che si metteranno in viaggio, che si sono già messi in viaggio in queste ore e che si metteranno in viaggio a partire da domani, in viaggio verso le località di mare come Jesolo, dove c'è stato un raid anti-commercio abusivo della polizia locale lungo tutto l'Arenile. Più di 700 oggetti sequestrati, 17 verbali e multe anche a 4 clienti di massaggiatori non autorizzati. È il bilancio della nuova operazione di lotta all'abusivismo della polizia locale di Jesolo, che ha pattugliato l'intero arenile cittadino. Tra le centinaia di articoli sequestrati, asciugamani, borse, vestiti e occhiali, con i loghi di note e griffi internazionali evidentemente contraffatti. Durante l'operazione gli agenti della polizia locale di Jesolo hanno inoltre multato 17 persone per diversi tipi di violazioni, tutte relative al commercio abusivo e alla pratica abusiva di trattamenti estetici. 4 delle persone sanzionate erano proprio clienti di questi servizi totalmente irregolari. Secondo il sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti, un contributo alle forze dell'ordine in questo senso potrebbe arrivare anche da chi si trova in spiaggia o a passeggio per la città, che non dovrebbe acquistare da commercianti abusivi né sottoporsi a qualsivoglia trattamento da massaggiatori improvvisati senza qualifica che non rispettano le più basilari norme igieniche. A Jesolo non c'è stata la protesta degli ombrelloni chiusi, come sapete la protesta dei balneari, che ha visto nei giorni precedenti, nei giorni scorsi, la spaccatura delle varie sigle e quindi la maggioranza delle sigle non ha aderito a questa protesta. Peraltro c'è al termine di questa giornata a livello nazionale il commento di Asso Balneari a livello nazionale. È prevalso il buonsenso, cioè è sembrato illogico e irrazionale penalizzare i nostri clienti che hanno con noi un rapporto di fiducia spesso costruito nel corso di molti anni, ma la protesta invece di SIB è andata in scena in altre 2 località balneari del Veneto, non in Veneto orientale ma a Sottomarina e a Rosolina. L'hanno ribattezzata la protesta gentile, ombrelloni chiusi dalle 7:30 alle 9:30 per denunciare un governo e un Parlamento che vanno in ferie senza una legge che tuteli la balneazione attrezzata italiana. Qui siamo a Sottomarina, ma la stessa scena si è ripetuta anche a Rosolina. Nel mirino dell'azione organizzata dalla Federazione Italiana Imprese Balneari e dal SIB, il sindacato italiano balneari aderente a FIPE e Confcommercio, c'è la normativa Bolkestein che rimette in gioco le concessioni balneari. Quello che di cui abbiamo bisogno è che sia garantita la continuità di impresa, che sia garantita nell'eventualità che qualcun altro arrivi a gestire la nostra concessione nel futuro, ci venga dato un equo indennizzo per l'impresa che abbiamo realizzato. La protesta avverte anche su questo, che ci sia una mancanza di norma che vada a riconoscere quello che è l'investimento che vengono fatti, con la coscienza che non è un terreno, un suolo, una sabbia di proprietà, ma è un bene pubblico, è un bene di tutti e noi sappiamo salvaguardarlo, sappiamo investire e sappiamo valorizzarlo. Non tutti sono d'accordo. Per il neocostituito gruppo di mestiere Imprese Demaniali di Confartigianato Imprese Veneto, ad esempio, non servono azioni di protesta che penalizzano gli utenti e non aiutano a risolvere i problemi. Ma oltre alle associazioni di categoria, l'iniziativa ha diviso geograficamente il Veneto. Rosolina e Chioggia protestano, le spiagge del Veneto orientale sostanzialmente no. Rosolina e Chioggia, le imprese sono più singole, più diverse da quelli che sono i consorzi che sono nati per esempio negli arenili di Caorle, di Jesolo e in maniera diversa a Bibione,
che gestiscono la spiaggia in una maniera più consortile. Noi, essendo più singoli, abbiamo situazioni diverse, alcuni hanno applicato la 33, alcuni non l'hanno applicata. Il messaggio lanciato dagli ombrelloni chiusi sembra comunque essere arrivato a destinazione. SIB e FIBA hanno deciso di annullare le altre 2 date di protesta previste il 19 e il 29 agosto, a fronte delle indiscrezioni che danno per gli inizi di settembre un provvedimento da parte del governo. Sembra che ci siano, soprattutto con sviluppi negli ultimi ore, anche delle soluzioni che possono andare incontro anche a quelle che sono le nostre esigenze e soprattutto l'interlocuzione che il nostro governo sta avendo nei confronti dell'Unione Europea. E quindi noi per natura siamo fiduciosi, le nostre imprese le mettiamo sempre a disposizione del sole, quindi abbiamo sempre la fiducia del sole, quindi come abbiamo la fiducia del sole avremo anche la fiducia di chi ci sta governando in questo momento. Con questo servizio si chiude l'edizione di Venezia, dopo la pubblicità fra pochissimo il telegiornale di Treviso.